Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Nuova puntata di Cronache Trevigiane dedicata al Vinitaly 2012. Non potevamo non cominciare dallo stand di Regione Veneto e c'è qui vicino a me il governatore del Veneto, il presidente Luca Zaia. Allora, da dove riparte questa economia reale? Uno slogan davvero: mani donate alla viticoltura, è questo che fa la differenza poi, le mani del Veneto unite a un cervello fine. Ma direi le mani assieme al cuore, il fatto che i veneti amano l'agricoltura, i veneti hanno un grande legame di passione con la terra e il risultato lo si vede nelle produzioni. Abbiamo 160.000 aziende agricole, le quali danno vita a 350 prodotti tipici che sono di fatto degli ambasciatori dell'agricoltura ma anche della gastronomia, dell'enogastronomia veneta nel mondo. Prosecco con la P maiuscola sta un po' portando tendenza in tutti i mercati internazionali con grandi favori dagli Stati Uniti. Beh, direi che crescono bene gli Stati Uniti, cresce bene l'export e cresciamo ancora a 2 cifre. Questa è l'occasione per ricordare che l'internazionalizzazione del nostro agroalimentare poi diventa anche un grande apripista, ad esempio per il turismo. Veneto è la prima regione turistica d'Italia con 63 milioni di presenza e questo lo deve anche a un grande comparto di enogastronomia. E purtroppo in giro per il mondo c'è ancora troppa pirateria, c'è ancora, diciamo, troppo falso Made in Italy. Beh sì, l'Italian Sounding è la contraffazione, è quel mercato che vale circa 100 miliardi di euro che ci è portato via di fatto da tutte queste contraffazioni che utilizzano assonanze, nomi che riconducono a prodotti a marchio nazionale che però non lo sono, specie il grana padano, il parmigiano reggiano, alla mozzarella di bufala. Insomma, sono danni veri e propri che si fanno poi al comparto dell'agroalimentare. Guardando alle imprese agricole del Veneto, questo 2012 ci sono iniziative particolari da parte di Regione Veneto? Beh, la volontà di sostenere innanzitutto con un accordo fatto con le banche, quindi gli istituti di credito, l'anticipo di tutti i fondi comunitari e sono circa 360 mila milioni di euro di fondi. E poi per quanto riguarda in generale tutte le partite, il pacchetto giovani, quindi la volontà di essere ancora a fianco ai giovani in agricoltura. Io Presidente la ringrazio per questa accoglienza a Vinitaly 2012, ci fermiamo qua, un servizio che ci dà un po' i numeri di questo Vinitaly e poi decolla questa puntata, tra poco. Tra i protagonisti di questo Vinitaly 2012 spicca l'azienda Le Colture di Santo Stefano di Valdobbiadene. Una storia che risale al 1500 e un pregio: far parte della famosa area del Prosecco superiore DOCG. La cantina Le Colture ha una conduzione familiare appassionata che ha visto l'entrata in azienda anche delle ultime generazioni. Alberto Ruggeri, giovane leva dell'azienda, testimonia l'apprezzamento dei mercati esteri per le bollicine trevigiane. È una situazione molto positiva, l'azienda Le Colture ha un 60% di mercato Italia, un 40% di mercato estero, soprattutto europeo, ma con un occhio importante verso gli Stati Uniti e il Canada, il Messico, il Brasile, la Russia e l'Australia, ed è un mercato in continua espansione soprattutto per la notorietà di questo prodotto che è il Valdobbiadene Prosecco DOCG. 2 tocchi di femminilità in più da Veronica e Silvia, sorelle di Alberto, un apporto, quello femminile, che secondo Veronica Ruggeri può rivelarsi vincente. Il vino è donna anche, il vino ha la sua personalità, già dall'immagine che ha una bottiglia sembra l'immagine di una donna. Abbiamo queste bollicine frizzanti che hanno la frizzantezza che è una donna, una ragazza, una signora che può essere. E quindi penso che il Valdobbiadene DOCG possa interpretare al meglio tutto questo. Ma Le Colture non è solo vino. Per conoscere al meglio l'eccellenza del Prosecco trevigiano, Le Colture offre anche ospitalità come agriturismo, spiega Silvia Ruggeri. Sempre di più le donne si avvicinano a questo punto di vista del vino e vedo che tante proprio scegliono magari per un fine settimana o qualcosa in compagnia. Abbiamo la fortuna di avere un bellissimo agriturismo e quindi è appunto proprio l'occasione di passare un fine settimana e conoscere le nostre zone appunto.
E rientriamo allora in questo studio ideale dedicato al Vinitaly 2012. Decolla questa puntata di cronache, lo fa con Valerio Cescon, presidente di La Marca, una cantina di secondo grado. Spieghiamo intanto cosa vuol dire cantina di secondo grado. La Marca vuol dire 10 cantine della provincia di Treviso, dall'area storica del Conegliano Valdobbiadene fino alla pianura trevigiana, dove è il cuore del prosecco di OCG e DOC. Presso le nostre associate prendiamo le migliori cuvée, vinifichiamo, spumantizziamo, frisantiamo e poi portiamo i prodotti testimoni del nostro territorio in Italia e all'estero, Europa, fuori Europa. Stati Uniti si sta sviluppando con molto interesse. Gli Stati Uniti stanno dando grandi soddisfazioni alla nostra azienda, è un mercato molto promettente che probabilmente non ha espresso ancora tutto il suo potenziale. È certamente il mercato nuovo rispetto agli storici mercati tedesco, austriaco ed inglese. Il Prosecco è una bellissima cartolina di questo territorio e poi il territorio sa vendersi o deve ancora fare di più per proporsi all'attenzione dei consumatori del mondo? Diciamo che, mi permetta una battuta, si può fare sempre meglio. Dopodiché le dimensioni sono tali e possono ancora crescere, riteniamo, per cui è richiesto uno sforzo supplementare ancora più grande, ancora più sistematico, programmato nel medio periodo per poter portare a casa il massimo del risultato rispetto al potenziale che si possa esprimere in questo momento. Allora, io la ringrazio davvero per questa anche analisi del mercato del Prosecco. La Marca quindi, che ha la sua sede a Oderzo, ricordate bene, 10 eccellenze proposte come detto in tanti mercati del mondo. Noi ci fermiamo qui, un servizio e poi ancora tanto Vinitaly 2012. Varietà e qualità. Queste le carte vincenti in questo Vinitaly 2012 della cantina Le Magnolie, condotta con passione da 3 generazioni dalla famiglia Lorenzon. Un'offerta ricca, quella della cantina di Ponte di Piave, e apprezzata anche all'estero, come spiega Francesco Lorenzon, enologo e sommelier. L'export cresce senz'altro e si sta apprezzando. Comunque ho avuto 2 contatti anche con il Centro America, dove prima il prodotto era il Prosecco classico, comunque sta continuando a crescere, ma anche per i vini più leggeri tipo il rosato con Barres Raboso, o anche lo stesso rosato creato con uve molto più delicate come il Merlot, perché sia frizzante, sta comunque interessando parecchio. Le Magnolie è presente anche in Polonia, Russia e Scandinavia. Nella cantina si producono rossi tipici della zona del Piave come il Raboso e il Merlot, ma anche vini rosati e bianchi fermi come Verduzzo e Pinot. Tra i bianchi più di successo nell'azienda spiccano le bollicine del Prosecco DOC. Con le bollicine c'è allegria, si stanno vendendo meno vini tranquilli, non perché non piacciono, ma perché c'è un pubblico selezionato che dice questo. Le Magnolie sta puntando in questo momento a bollicine ed allegria, quindi a un futuro migliore con un po' di ottimismo che c'è bisogno senz'altro. E rientriamo in questo studio ideale dedicato al Vinitaly 2012 parlando di grande tradizione ma anche di innovazione. Non potevamo non essere incuriositi da quello che ci offre quest'anno Viticoltori Ponte. Siamo con il direttore generale Massimo Benetello, buona giornata. Allora, linea Gio, una linea nuova, fresca, di cosa si tratta? Gio ci è sembrato un buon modo di andare a sintetizzare quello che è un vino che viene interpreta ogni anno la freschezza e la tipicità di ogni annata. Ecco, una linea completa, no? Si va dai bianchi ai rossi. Sì, è composta da quelli che sono i vini del nostro territorio. Noi siamo una cooperativa che insiste sul territorio trevigiano e veneziano e da sempre da noi vengono vini quali il Pinot Grigio, il Chardonnay, il Verduzzo, il Cabernet e il Merlot. Questi sono i vini che rappresentano questa linea e sono rivolti a chi comunque vuol bere bene in maniera non impegnatissima e che pensa al vino come nella sua fase un po' più diciamo così piacevole e che possa avere anche un giusto corretto con quello che è la spesa. Ecco, questo Gio noi diciamo può essere anche interpretato come la gioia del buon bere. Allora, Teatro La Fenice, Vinitaly 2011, avete lanciato un progetto che è continuato anche che continuerà anche nel 2012, dove diciamo ogni
bottiglia ha l'effigie di Teatro La Fenice, questo brand, e in cambio voi riconoscete qualcosa alla cultura veneziana. Esatto, in questa maniera dobbiamo dare comunque grande qualità, perché prima di tutto il vino deve essere anche un prodotto che deve avere giusto collocazione, l'altezza della Fenice. Esatto, e questo deve essere il rapporto corretto. E in più comunque con questo diamo un supporto a quello che è la cultura del territorio. Abbiamo anche altri esempi, perché con la cultura abbiamo dato anche nel Trevigiano, attraverso quest'anno il salotto musicale, abbiamo supportato altre cose, faremo anche dei concerti da noi in cantina, crediamo molto a questo connubio tra quello che, dicevo l'altro giorno in un'altra occasione, è il bello che può dare l'arte, e speriamo quello buono che può dare il nostro vino. Allora, noi vi ringraziamo per i prodotti che sapete esprimere e anche per quello che riuscite poi a trasmettere al territorio con queste iniziative. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte, tra poco seconda parte ancora dal Vinitaly 2012. Grazie a Viticoltori Ponte. www.cantinedimarca.it. Un nuovo punto di riferimento per tutti i produttori di vino, ricco di news, approfondimenti. www.cantinedimarca.it. Cogliete anche voi l'opportunità di far crescere la visibilità del vostro marchio e dei vostri prodotti. info@cantinedimarca.it. La Proloco di Morgano vi invita a tavola con l'asparago di Badoère IGP, sapori primaverili in 9 serate, tutte da gustare. Giovedì 12 aprile appuntamento alla storica Osteria Baracca. Per informazioni www.prolocomorgano.it. La Proloco di Morgano vi invita a tavola con l'asparago di Badoère IGP, sapori primaverili in 9 serate, tutte da gustare. Giovedì 12 aprile appuntamento alla storica Osteria Baracca. Per informazioni www.prolocomorgano.it. www.cantinedimarca.it. Un nuovo punto di riferimento per tutti i produttori di vino, ricco di news, approfondimenti. www.cantinedimarca.it. Cogliete anche voi l'opportunità di far crescere la visibilità del vostro marchio e dei vostri prodotti. info@cantinedimarca.it. E rientriamo in questo studio ideale ancora dedicato al Vinitaly 2012, parlando di qualità, di passione, di cuore per il territorio oltre che per il prodotto vino. Non potevamo non incontrare l'azienda Collalto, anzi salutiamo immediatamente la principessa Isabella Collalto De Crui. Allora, principessa, intanto un'azienda che davvero possiamo dire che è tra le più longeve in Veneto. Assolutamente, la nostra famiglia è installata in queste zone ormai da tantissimo tempo, possiamo veramente dire che è una realtà millenaria, e per farle un piccolo esempio che credo sia simpatico, le citerò un aneddoto di natura storica. C'è il re Berengario II d'Italia che ha donato a suo genero, il conte Rambaldo di Collalto, nel 958, dunque più di 1000 anni fa, la corte di Lovadina, che è proprio molto vicino, attaccato a Susegana, e nella bolla con la quale lasciava la corte a suo genero il re descriveva il fatto che la corte comprendeva degli edifici, comprendeva dei boschi, comprendeva dei pascoli, comprendeva dei prati e dei vigneti. E questa è una cosa veramente straordinaria che praticamente testimonia della longevità della produzione viticola sulle nostre colline e dell'attaccamento della famiglia a questi posti, questa zona di Susegana con le sue belle colline che adesso sono candidate a diventare patrimonio dell'umanità. Proprio così, e la passione familiare continua, anzi potremmo dire che si rigenera attorno a questi vini autoctoni, e lei ci tiene molto a questi vini autoctoni. Sì, effettivamente ha perfettamente ragione, perché è un dato di fatto che noi ci troviamo da un lato in piena zona di OCG del Prosecco superiore, per cui abbiamo una bellissima produzione di Prosecco con una bella superficie vitata a Prosecco. D'altra parte però proprio questa lunga storia, la nostra longevità nel territorio fanno sì che siano sempre stati prodotti dei vini autoctoni, e io ci tengo moltissimo
a continuare a produrre questi vini proprio perché sono il frutto del nostro passato. Il nostro passato fa di noi ciò che oggi siamo e ciò che diventeremo domani. E Vinitaly 2012 all'insegna della positività. Ecco, direi senz'altro all'insegna della positività. Abbiamo riscontrato che questo passaggio a 4 giorni dai 5 giorni tradizionali probabilmente ha avuto un effetto positivo. Noi la ringraziamo per questa testimonianza e anche per questi suoi racconti di storia di territorio che poi sono il vero valore aggiunto del prodotto. Ancora grazie alla famiglia Collalto, noi ci fermiamo qui, un altro servizio di cronache trevigiane e poi le conclusioni dal Vinitaly 2012. Latteria di Soligo licenzia il 2011 con un bilancio in positivo che vede aumentare i soldi destinati ai soci, ma al tempo stesso registra il peso sempre più incombente degli arretrati dovuti dallo Stato, ovvero i crediti IVA. Nell'assemblea annuale tenutasi a Soligo, il presidente Lorenzo Brugnera ha fatto il punto della situazione e ha annunciato la distribuzione di circa 762.000 euro IVA esclusa ai 250 soci distribuiti tra Veneto e Friuli, con il latte pagato 45,25 centesimi al litro, ovvero circa il 10% in più rispetto all'anno precedente. Siamo fuori con circa 6 milioni di euro in questi giorni, vuol dire il 10% del nostro fatturato, diventa pesante perché dobbiamo rivolgersi alle banche. In un bilancio di quest'anno è un bilancio che i numeri sono soddisfacenti, abbiamo aumentato del 3,5% il nostro fatturato. Naturalmente non riusciamo a dare quella soddisfazione al produttore per gli aumenti di costi che ha avuto nel 2011 per quanto riguarda il gasolio, le materie prime, il mais che sono aumentati. Sono tempi duri per i nostri allevatori. Anche Franco Manzato, assessore regionale all'agricoltura, difende le richieste di Latteria di Soligo sul tema dell'IVA avanzata dallo Stato. Dall'altra parte c'è invece una mancanza che è quella dello Stato, con questo credito che vanta la Soligo, ovviamente che non è indifferente perché si parla di 6 milioni di euro. Io credo che si debba trovare il giusto equilibrio proprio perché se c'è un settore oggi che sta in qualche modo tirando, diciamo come si dice, o alle basi solide è proprio quello dell'agricoltura, quindi ovviamente la politica dovrebbe avere un occhio di riguardo su questo settore. La qualità però, spiega il presidente Brugnera, è rimasta sempre ai massimi livelli. La qualità cresce, la sicurezza alimentare cresce e vogliamo anche dare al consumatore sempre prodotti migliori in termini di omega 3, in termini di digeribilità. Una forte presenza di soci nel territorio e questa forte presenza di soci nel territorio ci permette anche di fare dei prodotti per il consumatore, queste eccellenze assieme all'università e naturalmente con l'aiuto anche della nostra regione Veneto. Latteria di Soligo punta molto anche sulla ricerca e sull'innovazione grazie ai progetti in collaborazione con l'Università di Padova e la Regione Veneto, una strategia da appoggiare secondo l'assessore provinciale alle attività produttive Michele Noal. Credere e dare finanziamenti e risorse a chi effettivamente fa innovazione seria, reale, che significa trasferire questa innovazione nel concreto su chi lavora materialmente e sono i nostri produttori. Chi ha le aziende che hanno una produzione di latte che è più vicina a contenere i costi nella fase di caseificazione, è giusto che abbiano un premio, è giusto che vengano premiate. Questo è quello che chiede la società, questo è quello che chiedono anche i consumatori. E rientriamo in questo studio ideale Vinitaly 2012, stiamo capendo quanto sia importante il prosecco per il nostro territorio, per le nostre imprese e quindi non potevamo non giungere qui nella casa del prosecco dove nel 1868 fu possiamo dire proprio inventato. Sono con Etile Carpenè che saluto con una stretta di mano, grazie per l'accoglienza. Allora, un prosecco che sta facendo davvero chilometri in tutto il mondo per farsi apprezzare. Devo dire si sta sfondando all'estero, sta andando molto bene, bene anche in Italia. Adesso c'è la DOC controllata e garantita, che dà una grossa mano per la garanzia di qualità, di provenienza, eccetera, e la DOC per il prosecco generico. Per cui c'è anche una protezione che tanto abbiamo auspicato a livello europeo.
Quando si degusta il Carpenè Malvolti in giro un po' per il mondo, cosa ama trasmettere in queste bollicine? Ma direi prima di tutto la storia e la tradizione del nostro territorio. C'è sempre stata questa bottiglia spumeggiante e proprio da quella realtà che il mio bisnonno si è reso conto della potenzialità del prodotto e della possibilità di vedere, di dare delle regole tecniche per la produzione di questo vino spumeggiante che secondo lui avrebbe avuto successo e ci ha visto molto bene. Certamente, ed è così. Infatti, quando si dice Prosecco superiore di OCG, possiamo dire che la qualità è un prerequisito? Ma senz'altro, perché è la zona dove è nato il Prosecco, è la zona collinare e la più vocata in assoluto. Il discorso della DOC generica c'è sempre stato ed era il Prosecco IGT. È stata fatta DOC vuoi per garantire il consumatore su una provenienza almeno certa ed anche su una qualità controllata almeno fino a un certo livello, ma soprattutto per tutelare a livello europeo la denominazione Prosecco. Allora io la ringrazio davvero per questa testimonianza, grazie, e non ci resta ovviamente che fare anche un brindisi con un Carpenè Malvolti. Grazie ancora signore Tile, noi ci fermiamo qua per un servizio e poi ancora Vinitaly 2012, a tra poco. Rientriamo in questo studio ideale dedicato al Vinitaly 2012, tanto Prosecco, ne abbiamo sentite varie declinazioni, abbiamo sentito ovviamente i mercati di riferimento, la crescita di percezione di questo prodotto, ma come si dice, la classe non è acqua, non potevamo non venire all'azienda Bisol e conosciamo Bisol Desiderio, che cura della famiglia Bisol la parte tecnica, no? Di questi straordinari prodotti che vi stanno dando anche a voi delle nuove anche soddisfazioni. Beh, la soddisfazione è grande perché ormai il Prosecco, la percezione di qualità del Prosecco è sempre più alta, la credibilità di questo prodotto anche a livello internazionale cresce sempre di più. I vostri mercati di riferimento all'estero, mi dicevi che l'Inghilterra è importantissima per voi. L'Inghilterra nel nostro caso specifico è cresciuta tantissimo, ormai è diventato il nostro primo mercato di riferimento, subito dopo l'America, ma anche il BRIC, ovvero sia il Brasile, Russia, India e Cina, è cresciuto nel nostro caso del 650% in pochissimi anni. Davvero interessante. A me interessa un altro prodotto e se ci aiuti a descriverlo a chi ci segue, il Cartizze. Beh, il Cartizze per noi rappresenta la storia e la prima vera percezione di grande qualità del nostro territorio. È una collina piccola che ha delle caratteristiche straordinarie, la mineralità, il fruttato, la capacità poi dei nostri viticoltori di adattarsi a queste colline molto ripide nel tempo ne hanno permesso una massima espressione qualitativa. Ecco, ricordiamo che il Cartizze è davvero un fazzoletto di terreno che riesce a esprimere un prodotto davvero straordinario. Sono solo 106 ettari divisi per più di 140-150 proprietari e ognuno è molto legato al proprio piccolo appezzamento che lo cura come un giardino. Allora, io ringrazio davvero per questa testimonianza, grazie a Desiderio Bisol, grazie all'azienda Bisol. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronaca e poi ancora Vinitaly. Carlo Rubbia è fuori classe, va quest'anno al premio Nobel per la fisica, portabandiera della scienza italiana nel mondo, il premio fuori classe inventato dal distillatore trevigiano Roberto Castagner e dedicato alle persone che riescono ad apportare alla società nuovi traguardi e innovazioni. Un premio molto apprezzato dallo stesso Rubbia. Fuori classe non lo so, ma comunque è un premio gradito perché è bello e simpatico. E queste occasioni che voi mi date di venire qui oggi, di parlare, di vivere con voi una sincera amicizia, ha un valore molto importante per me perché rappresenta, come dire, un ritorno alle origini, un ritorno al proprio paese. E quindi in questo senso io sono felicissimo oggi di essere qui. Durante i giorni del Vinitaly, nell'elegante cornice della trattoria Tre Corone di Giovanni Rana in Piazza Bra, Verona, Rubbia ha ricevuto da Roberto Castagner una Magnum di grappa fuori classe contenuta in una bottiglia di vetro di Murano con etichetta d'oro, oltre a un sostegno economico per i suoi attuali progetti di ricerca.
Un premio più che azzeccato, secondo Roberto Castagnier, che rilancia il tema dell'importanza del Made in Italy. Lui proprio ha detto: siamo baciati in questa terra, avevamo una storia che altri non hanno. Quindi dico, rimbocchiamoci un po' le maniche, piangiamoci un po' meno e tiriamo fuori il meglio che abbiamo per portarlo nel mondo, che deve ancora crescere. Noi dobbiamo pensare alle popolazioni, ai mercati ancora che devono crescere. Il Made in Italy è già un marchio, dice, è già un'invenzione. Adesso costruiamoci attorno tutto quello, vini distillati, io faccio grappe, che possono andare ad emozionare non solo gli italiani ma il resto del mondo. E anche Giovanni Rana non poteva che essere d'accordo sulla scelta di assegnare il premio fuori classe a Carlo Rubbia. Ci onora, questo uomo ci onora sicuramente. Noi cerchiamo da fare la nostra parte esportando di prodotti buoni agroalimentari e lui trasporta veramente della scienza, veramente di cervelli veramente eccezionali che ci invidiano in tutto il mondo. E rientriamo in questo studio ideale dedicato al Vinitaly 2012 parlando di Prosecco. L'avete sentito, un vino che continua a dare moltissime soddisfazioni ai nostri produttori. Beh, allora non potevamo che scegliere la cantina produttori di Valdobbiadene, la Val d'Oca, per fare un po' il punto della situazione. Abbiamo qui il direttore Aldo Franchi. Allora direttore, buona giornata. Un Vinitaly 2012 comunque all'insegna della positività, ho detto bene? Sì, siamo soddisfatti di questi primi giorni di manifestazione dove i clienti ci hanno manifestato ancora fedeltà, affezione e nonostante questi aumenti che sono intercorsi della materia prima, quindi del prosecco dei prezzi, non intendono lasciarci, quindi sì, ci sono delle piccole discussioni ma tutto sommato positivo e ci fa piacere e ci dà fiducia nel poter ben continuare le performance finora fatte dal Prosecco. Prosecco per la Val d'Oca declinato in vari modi, per varie diciamo sensibilità. Sì, essendo un'azienda praticamente monoprodotto, tutte quelle sfumature che il mercato ci permette di interpretare le interpretiamo e così anche quest'anno abbiamo prodotto per il mercato israeliano un vino kosher fatto con la supervisione dei rabbini perché possa essere proposto non solo in Israele ovviamente ma anche negli Stati Uniti, che è un altro grosso mercato per il prosecco kosher. E poi, come abbiamo proposto per gli anni passati anche per il canale moderno, faremo un prosecco biologico utilizzando sempre le nostre risorse. Il terreno, diciamo, da riva a riva cambia e regala qualcosa di specifico. Certamente il terreno può influenzare molto il risultato finale del vino e ci permetterebbe di far comprendere quali sono le differenze all'interno del nostro territorio collinare, più o meno accettate, gradite, percepite, però sicuramente stimolo per un approfondimento per il consumatore, perché le varie frazioni che ci sono sicuramente hanno condizioni climatiche e pedologiche diverse ed esprimono dei risultati sicuramente diversi. È tutto da scoprire. Ecco, proprio in conclusione una nota rilevata, una curiosità rilevata in questo Vinitaly 2012, che il Prosecco viene venduto e commercializzato anche in Francia. È un'altra conquista importante. Secondo me c'è la consapevolezza anche da parte dei francesi che non facciamo banalità ma sappiamo fare dei vini di qualità, quindi è una, ripeto, conferma ed è una soddisfazione per noi che siamo gli operatori, senz'altro. Quindi potremo chiudere con un brindisi con il nostro Prosecco alla salute del Prosecco e dei francesi che ci comprano. Certamente. Allora, certamente una conclusione con il Val d'Oca, a cronache trevigiane, a questa realtà straordinaria, ai propri produttori che sanno portare il Made in Italy in tutto il mondo. Cronache trevigiane tornerà come sempre la prossima settimana, stessa televisione e stesso orario. Alla prossima! Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.